Benvenuto all'ospite della domenica, Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Grazie per essere qui, per aver accettato il nostro invito. Oggi è la Domenica delle Palme, manca una settimana alla Pasqua. Ecco, che Pasqua sarà questa, con la guerra in Ucraina, milioni di profughi in Europa e con tanti problemi per la gente, in particolare il caro energia e il caro vita? E sarà una Pasqua nella quale la luce di questo annuncio pieno di speranza risuonerà ancora più significativo. Forse proprio quando c'è buio c'è bisogno di fare maggiormente luce. E ci preoccupa una situazione che non sappiamo come andrà a finire e ci interroghiamo molto sul senso di una corsa agli armamenti che è stata silente e che ci ha fatto trovare degli arsenali pieni ovunque. Ci interroghiamo molto sulla maniera di risolvere i problemi nella geopolitica internazionale e ci interrogano molto anche le ricadute che inevitabilmente ci sono nel nostro paese e colpiscono i più poveri in quel bene fondamentale che è il pane, ad esempio, che oggi costa molto e la gente più umile non ha certo molto companatico ma più pane. Di fronte a tutte queste situazioni il nostro annuncio di cristiani è un annuncio di speranza, è l'annuncio che la strada della solidarietà, la strada della non violenza e del dialogo che Cristo stesso ha inaugurato sulla croce quando ha proclamato Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ci porta a disarmarci dentro e a cercare via di dialogo, ma allo stesso tempo ad esercitare tanta solidarietà che nelle nostre città ormai è una realtà, tante famiglie e tante istituzioni. Lo interrompo, le chiedo scusa perché a Catania in particolare è centrale il problema del lavoro, ci sono diverse situazioni di crisi e lei appena arrivato, lei che presiede la commissione della CEI proprio sul lavoro, appena arrivato si è posto a fianco dei lavoratori della Pfizer dicendo, rivolgendosi ai manager dell'azienda, non rendete Catania più povera. Sì, e il grosso problema è proprio quello del lavoro e domani ci sarà anche una manifestazione dei precari per tutto il comparto della nettezza urbana e andrò a trovarli. Sono varie le situazioni che chiedono una stabilizzazione e sono varie le situazioni di famiglie che vedono il loro futuro incerto. Io credo che la politica in questo momento debba prendere a cuore davvero la garanzia di diritti per queste persone e far sentire la propria voce a tante aziende che magari passano dal nostro territorio, danno del loro meglio ma non possono lasciarlo così come l'hanno trovato, perché dove c'è il lavoro poi ci deve essere un salto di qualità nella vita. Ecco, appena nominato arcivescovo aveva confessato di non essere mai stato a Catania e aveva anche detto di sentirsi come Abramo in territorio inesplorato. Ecco, 3 mesi dopo come vanno le cose? 3 mesi dopo mi sembra di essere qui da sempre e non lo devo certo a me ma alla grande amabilità e accoglienza dei catanesi. Dovunque io sia andato ho trovato sempre le porte aperte, ho trovato sempre tanta cordialità e quindi ecco mi sento ormai catanese anch'io. Che bello! E Sant'Agata, la patrona così amata dai catanesi, ad agosto i fedeli, eccellenza, potranno tornare a celebrarla come desiderano, senza le rinunce che ci sono state? Certo, il mio auspicio è stato quello di Monsignor Gristina, anzi abbiamo promesso insieme in prossimità della festa del 5 febbraio che ci sarebbe stata una ostensione del busto reliquiario straordinaria, ma tutto dipenderà dall'andamento del contagio. Se questo diminuirà notevolmente in modo tale da farci sentire in sicurezza, non solo ci sarà la festa di agosto, ci sarà anche l'ostensione di Sant'Agata in maniera straordinaria prima di agosto, fra maggio e giugno. Quindi quando potremo avere qualche sicurezza in più? Io credo dovremo aspettare l'andamento di tutto per fine aprile, allora si potrà parlare di ostensione del busto reliquiario e più in là poi della festa. Naturalmente la festa porta un grande movimento di popolo per via della processione e quindi c'è bisogno di maggiori regole di sicurezza. Ecco, parlando di Covid,
questi 2 anni così difficili, faticosi, che poi ci sono costati purtroppo 160.000 morti in tutta Italia, come ci hanno cambiati? Siamo diventati più rabbiosi, oltre che spaventati, più diffidenti? Io credo che non basta vivere un'esperienza perché essa ci cambi, ma bisogna fermarsi e riflettere su che cosa ci ha portato dentro. Io credo che questo momento di pausa e di riflessione sulle persone che ci hanno lasciato, sulle persone che ci hanno accompagnato con tanta solidarietà, e voglio ricordare la grande opera degli ospedali catanesi, delle forze dell'ordine e di tanti volontari, e di ciò che ci è venuto meno, e soprattutto la situazione dei ragazzi, soprattutto i più giovani dicono di aver perso parte della loro vita e non pochi di loro hanno dei grossi problemi psicologici. Forse bisognerebbe fermarsi e dire cosa abbiamo imparato e che cosa possiamo fare perché questa realtà sia un insegnamento per la vita, perché credo che la coscientizzazione non sia ancora una realtà dentro di noi, ce lo siamo lasciati correre un po' addosso, forse anche colpa della guerra, perché dopo l'epidemia, come purtroppo accadeva nel Medioevo, dopo l'epidemia c'è una guerra e c'è la fame. L'antica invocazione a peste, fame et bello libera nos domine, possiamo dire, mette insieme queste 3 realtà che oggi si sono verificate. Ma ai più giovani che messaggio possiamo dare appunto dopo questi 2 anni difficilissimi? Il messaggio è guardare alle risorse che hanno dentro di loro. Anche altri giovani hanno vissuto momenti molto difficili nella storia. Penso ai giovani che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale e sono stati capaci, con la loro tenacia, con la loro idealità, di costruire un'Italia forte, nuova, un'Italia basata su dei valori che sono ancora per noi un punto di riferimento, quelli della Costituzione, che scoprano la bellezza di quello che hanno dentro, della loro intelligenza, della loro capacità di vivere, della loro capacità di amare. Torniamo a Catania, no? Parliamo della delusione, se non proprio del dolore della città per questa fine così deludente per il Catania Calcio, che prima è stato dichiarato fallito dal Tribunale Civile e poi è stato escluso addirittura dal campionato con 4 gare di anticipo, soltanto 4 gare di anticipo. È un colpo durissimo, un trauma per la città. È un trauma perché una squadra di calcio, nella nostra esperienza soprattutto italiana, è identitaria per una città, è motivo di orgoglio, e allora credo che anche da questo dobbiamo imparare qualcosa. Bisogna imparare ad essere molto rigorosi nell'amministrazione, bisogna imparare ad essere molto rigorosi anche nei vari passaggi che si vengono a creare nel tempo, altrimenti ecco, se il calcio diventa soltanto una vetrina e non diventa invece una realtà nella quale possa convergere l'interesse di tutta la città, ecco, priveremo Catania, come anche altre città delle Sicilie che hanno avuto lo stesso problema, le priveremo di qualcosa di bello che unisce. La diocesi sta facendo tanto per i profughi ucraini, è vero? E devo dire che c'è stata una grande mobilitazione, soprattutto per l'accoglienza dei minori accompagnati o da mamme o da nonne. È triste vedere come questi bambini siano stati strappati alla loro famiglia, i papà sono rimasti tutti là. Io ne ho incontrate alcune alla locanda del Buon Samaritano e oggi stesso andrò di nuovo a stare con loro. Mi rendo conto però, ecco, di una cosa, rispetto alle grandi proposte di accoglienza, tante persone, tante famiglie si sono fatte avanti, forse qualcuno è rimasto deluso perché non c'è stato nessun tipo di affidamento, però quando si tratta di minori bisogna essere molto ma molto cauti, e devo dire che la prefettura e coloro che hanno le responsabilità stanno facendo un lavoro molto oculato. Non si tratta di accogliere per un momento, si tratta di accogliere in una maniera sicura, di accompagnare e di far sì che queste persone possano stare con noi e tra di noi vivendo una vita normale. Mi ha fatto molto piacere
sentire anche che molte scuole ormai hanno accolto nelle loro classi questi minori. Dobbiamo permettere loro di vivere una vita normale, solo così questo dolore si riassorbirà pian piano. E Catania sta dando prova di grande accoglienza. Di grande accoglienza, ripeto, e dipende solo in questo passaggio, c'è uno sfasamento, dipende solo dalle condizioni, perché si preferisce affidare questi bambini non tanto alle famiglie quanto piuttosto ad istituzioni che hanno già un'esperienza educativa e che quindi possono assicurare non solo spazi ma anche figure specializzate che possano stare accanto a loro. Non vorrei costringerla a misurarsi con temi che, come dire, non sono ancora chiarissimi. Secondo lei il Papa potrebbe andare a Kiev? Io credo che sia ferma volontà la sua di andare a Kiev. E da questo punto di vista possiamo dire c'è stato un grande apripista. Don Tonino Bello che andò a Sarajevo, ecco, mentre la guerra infuriava negli ultimi mesi della sua vita. Io credo che la presenza di Papa Francesco a Kiev sarebbe un grande segno. Certo, qualcuno pensa che destabilizzerebbe, però egli va non per prendere le parti di qualcuno, ma va perché ad un certo punto si trovi una via d'uscita e ci sia un arbitrato. Del resto, quando ha invitato a consacrare al Cuore Immacolato il 25 marzo quei paesi al Cuore Immacolato di Maria, ha detto di pregare non solo per l'Ucraina ma anche per la Russia, segno che egli si pone davvero super partes e accanto a ciascuno di questi popoli per farli dialogare. Andare a Kiev non significa ecco, prendere le parti contro un altro, ma prendere per mano un popolo per portarlo verso l'altro. Le sue parole così belle, così importanti, mi pare di capire che questa cosa è probabile, è probabile, il Papa lo sta ripetendo, ma sappiamo non dipende soltanto da lui. Io prego e auspico davvero che questo avvenga. Giovedì scorso lei ha incontrato l'imam Abdelhafid, ha visitato la moschea di Catania. All'ospedale San Marco è nata un'area di preghiera interreligiosa. Anche da questo punto di vista ci sono novità importanti. Certo, il dialogo interreligioso non è una novità nella Chiesa, è qualcosa che è stato fortemente auspicato nel Concilio Vaticano II. Io credo che noi ne stiamo raccogliendo i frutti. Io ho trovato a Catania una realtà veramente di grande amicizia, di grande dialogo, sia con l'imam sia con altre realtà religiose. Davvero geniale l'idea di costruire questa area di riflessione e di preghiera davanti all'ospedale San Marco. È un unicum, perché in un luogo di dolore gli uomini scoprono tutti di avere qualcuno che pensa a loro nei cieli e quindi ritrovarsi attorno a quell'ulivo che richiama alla pace ma con lo sguardo rivolto verso il cielo, verso Dio, è qualcosa che dà speranza all'umanità, perché la fede, la religione non possono essere qualcosa che divide ma che unisce. Diceva Don Tonino Bello, la croce bisogna portarla non per il suo braccio corto che ce la fa impugnare come una spada, ma per il suo braccio lungo, quello che ce la fa condividere con gli altri. E siamo pronti per questo dialogo, che è un dialogo interreligioso ma significa anche un'apertura mentale, un'apertura... Ma io credo che non solo siamo pronti, questo sta già avvenendo. Io ho trovato tanta cordialità e devo dire veramente grazie all'Associazione della Comunità in Dialogo, nata dai Comboniani, a altri movimenti che ci sono. Devo dire che questa realtà è già in atto a Catania ma in tutto il mondo e di questo veramente ringrazio Dio. Guardare negli occhi queste persone, comprendere che si ha lo stesso desiderio di servire l'umanità in nome della propria fede, ecco, è qualcosa di molto bello e credo che Catania dovrebbe apprezzare questa realtà che non è da tutti. Veramente, venendo da fuori, venendo dalla Puglia, io mi rendo conto che Catania ha tante realtà belle, tante eccellenze di cui dovrebbe accorgersi e di cui dovrebbe gioire, non con un orgoglio, ecco, che ad un certo punto diventa superbo, ma con la consapevolezza di avere tanto bene. E lei su questo interverrà? Qual è il suo
programma, diciamo, da questo punto di vista per aiutare noi catanesi, la città, a riappropriarci dei nostri tesori, delle nostre bellezze, dei nostri valori? Io sono qui da meno di 2 mesi, sto cercando di conoscere, anche se sto girando molto mi rendo conto che rimane tanto ancora da conoscere, ma non è una conoscenza questa che si fa soltanto con la testa, ma con il cuore. Si tratta di incontrare le persone di Catania e di tutta la diocesi, che arriva fino a Maniace, con piccole realtà belle davvero e vivaci. Sono stato ieri ad Adrano, sono stato a Paternò, ho visto delle bellissime comunità. Io voglio conoscere e sono favorito in questo dal cammino sinodale che le chiese che sono in Italia stanno vivendo. Un processo nel quale ci si ascolta, si riflette sul senso di partecipazione che si ha alla vita ecclesiale, anche alla vita sociale, e poi di là partono, ecco, dei programmi. È molto importante che i programmi nella Chiesa oggi più che mai non siano fatti a tavolino semplicemente dal vescovo o da qualche teologo, ma siano fatti insieme, ascoltandosi. Momenti di ascolto e momenti di discernimento che deve avere una caratteristica, deve essere comunitario. E c'è una priorità in questo? Guardi, la priorità credo che sia quello di andare incontro alle grandi contraddizioni che vive Catania, una città bellissima con una grande storia, ma con tante povertà. Mi preoccupa soprattutto la situazione dei ragazzi che abbandonano la scuola. Qualche giorno fa sono stato in una parrocchia di Librino e sul sagrato ho incontrato quasi per caso, certamente provvidenzialmente, un gruppo di giovani. Erano 10 adolescenti, di questi soltanto 2 mi hanno detto che frequentano la scuola. Questo significa preparare, ecco, un futuro nero per loro, per la nostra città, perché quando un ragazzo non studia è semplicemente manovalanza per la malavita, è una persona che rischia di non avere un futuro dignitoso. La priorità sono questi giovani, la loro scolarizzazione, perché quello che ha fatto grande, credo, la nostra Italia già dopo l'unità è stato tutto il discorso dell'alfabetizzazione e la sanità. Dovunque sono nate scuole e sono nati ospedali. E gli ospedali ci sono, le scuole lavorano tanto, ma adesso bisogna fare un patto molto forte con le famiglie perché questi ragazzi siano accompagnati nella fase più delicata della loro vita. Quindi la sua diocesi si impegnerà per questo? Si impegna e naturalmente questo che dico io lo voglio condividere sempre più con i sacerdoti, con la Caritas, con l'ufficio di pastorale sociale, perché io posso metterci le idee, devo incontrare le idee e la sensibilità degli altri e dare corpo anche con dei progetti molto precisi a quello che per questa finalità. D'altra parte mi rendo conto che c'è già tanto e bisogna creare rete, penso a Musica per Librino ad esempio, una realtà molto importante con la quale dobbiamo fare rete, ma con tutte le realtà bisogna fare rete, perché Catania non la salva solo qualcuno, la si salva facendo rete, tutti quanti, e allora ci vuole una fiducia reciproca per dire vogliamo salvare insieme Catania. Bello, bellissimo. Un impegno molto importante, molto ricco. Ha qualche istante libero magari per ripensare alla sua Puglia? Ci penso ogni giorno, penso al mio paese, adagiato sulle colline della Murgia, Minervino Murge. Ecco, penso alla diocesi di Cerignola Ascoli Satriano che ho servito per 6 anni, penso alla realtà del seminario regionale di Molfetta nella quale si sono formati, ecco, tantissimi sacerdoti. Io ho avuto il privilegio di accompagnarli all'ordinazione. Non posso che ringraziare il Signore per tutto questo e penso che poi, ecco, il mio arrivo qui a Catania sia stato preparato dal Signore provvidenzialmente da tutte queste esperienze. Che bello!
Ma riuscirà a fare un salto prima o poi? Sì, al mio paese soprattutto, ecco, andrò qualche giorno, un paio di giorni a fine aprile, poi c'è già un appuntamento importante per l'ordinazione episcopale del mio successore, che è stato nominato il 2 aprile, Monsignor Fabio Ciollaro, il nuovo vescovo di Cerignola Ascoli Satriano, che attualmente è vicario generale di Brindisi. Sarò in Puglia quell'occasione e poi certamente qualche giorno nel mese di agosto. Bene, benissimo. E in conclusione, Eccellenza, che augurio si sente di fare agli ascoltatori per questa Pasqua? Io faccio l'augurio, anzi anticipo l'augurio che il sabato santo darò a tutta la diocesi e alla città. È lo stesso saluto che Gesù, apparso agli apostoli la sera di Pasqua, fece. Apparve loro, dice l'Evangelista Giovanni, e disse: pace a voi, e mostrò loro le piaghe. Ecco, l'invito alla pace che ci viene da Dio non è la pace nostra, che è equilibrismo tante volte. La pace che viene da Dio è perdono, è condono, è riconciliazione, è ricominciare tutto da capo. E mostrò loro le piaghe, mostrò il segno di piaghe che ormai erano rimarginate. Le piaghe non le rimargina semplicemente il tempo, le rimargina il perdono, le rimargina la capacità, ecco, di andare disarmati nei confronti degli altri. Ecco, l'invito che io faccio a Catania è quella di essere una città nella quale la pace cominci dai cuori, nelle relazioni, ci si riconcili con le proprie ferite e ci si riconcili con un futuro che tante volte può sembrare nero, ma dobbiamo renderci conto che lo costruiamo noi, per questo non può essere che bello e frutto della nostra responsabilità. È un pensiero per noi operatori dell'informazione, non solo di Antenna Sicilia o di Telecolor, ovviamente. Io ho un legame particolare perché l'ho detto in un'occasione con i giornalisti, quando ero liceale al mio paese con miei compagni di liceo e di università ho fondato un giornale che ha un richiamo con la Sicilia, La Ginestra. Ah, certo. La Ginestra prendeva spunto lì dalla poesia di Leopardi, questa ginestra che resiste alla lava. Allora io credo che il giornalista sia così. Colui che resiste, e un pensiero va ai nostri inviati in quei luoghi di guerra, ma anche ogni giornalista nel momento in cui non si ferma alla notizia banale, al gossip, ma va lì dove c'è da illuminare la situazione dell'uomo, c'è da sottolineare la verità e c'è da riscattare, è un po' come la ginestra che in mezzo alla lava ad un certo punto non solo dà colore ma anche dà uno splendido profumo. Che siate così. Grazie, questo è un bellissimo augurio che ci riempie di gioia. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buona Pasqua a tutta la redazione. Buona Pasqua a lei.